una festa di paese, è fatta per il decentramento, perciò è una festa di paese, dei paesi, è una festa dei paesi italiani, ma soprattutto dei paesi sardi. Perciò ho pensato di ambientare questo Elisir in una piazza imprecisata della Sardegna, che potrebbe essere un qualsiasi paesino della Sardegna, con dei costumi sardi che li ha ideati Marco Nateri, che conoscete benissimo, un vostro bravissimo conterraneo e mio stretto collaboratore, e abbiamo deciso di fare questa festa in questo paese imprecisato della Sardegna, mettendoci un po' il paese, un po' di tutti, perché io sono friulano, non ne so niente della festa del paese in Sardegna, delle feste di paese in Sardegna, però so che il paese sono delle risorse, e i grandi registi, a cui mi inchino naturalmente e non mi paragono assolutamente, ci mancherebbe, hanno pescato proprio nel paese. Se pensiamo a Fellini, a Marcord sono dei caratteri non solo di paese, ma anche di paese. Io ho pescato naturalmente i caratteri del mio paese, e nel mio paese c'erano dei caratteri straordinari, faccio alcuni esempi. C'era una signora molto appariscente, molto anche un po' strana, che era rimasta incinta, e nessuno gli chiedevano, ma allora, qual è il tuo uomo, tuo marito, ti sposerà? No, io non sono stata con nessuno, però la pancia cresceva e si vedeva, e lei continuava a dire che non era stata con nessuno. Allora la gente del mio paese ha cercato un nome per questa signora e l'ha chiamata La Mistica, che è un programma, un nome, un programma. Poi c'era una signora che comunque, diciamo, faceva la vita, no? A Roma, e a una certa età, 40 anni, era ritornata in paese, perché comunque... E siccome in paese non faceva più la vita, aveva cambiato il suo trend, allora la chiamavano la prostituta stanca, che naturalmente in friulano rende molto di più. Però questi erano i caratteri, e poi insomma molti altri, queste risorse che ci sono un po' in tutti i paesi italiani. È teatro. Napoli, dove pesca? De Filippo, dove ha pescato? Nei paesi, Napoli, nei rapporti tra le persone, anche quelli più, tutto sommato, anche banali, ma che diventano speciali, perché comunque hanno questa freschezza, questa animalità paesana. E questo Elisir è una festa di paese in Sardegna. Basta vedere la diversità di costume che c'è da un paese all'altro, seppur vicini, che sono a volte straordinari e diversi, straordinariamente diversi fra l'altro. Queste sono le risorse. E l'ambientazione? Il periodo? Il periodo è il periodo del dopoguerra. Allora, partiamo dal concetto che Elisir è una favola a lieto fine naturalmente, ed è un'ambientazione del dopoguerra. Io mi sono immaginato che nel dopoguerra tutto questo poteva anche succedere, ma anche oggi succede. Ci sono degli imbonitori televisivi e non, che vendono degli elisir, degli amuleti, dei gingilli, insomma, che vengono acquistati, perché comunque se questi ci sono significa che vivono di questo. Che hanno mercato. Ecco, che hanno un mercato. E questa è una storia nel dopoguerra che può essere pure vera, perché comunque la superstizione, comunque le credenze, anche la semplicità, porta a tutto questo, no? E nei paesi sicuramente non erano così emancipati. Poi sono partito da un concetto molto interessante, che comunque in scena c'è una radio, un elemento molto forte, perché da quello che ho letto, in Sardegna c'è stata una radio importantissima, e ahimè non tutti lo sanno, però c'è stata Radio Sardegna, che è stata la prima radio ad
diffondere la notizia che la guerra era terminata. La prima radio al mondo, fra l'altro. Questa è una cosa fantastica, una cosa straordinaria. Perché poi ho usato la radio perché? Perché poi siamo nel dopoguerra, c'è un sergente, c'era l'occupazione americana e il sergente è americano. Arriva questo gradasso, questo cowboy americano e tutte le ragazze del paese si innamorano di lui e dei suoi soldati. E qual è lo strumento? Oggi noi abbiamo l'iPad, io ce l'ho là, Il mio sequestro. no? Ah, ecco. Al tempo qual era la radio? Era l'iPad di oggi. E questo elemento è l'elemento che crea la festa. Infatti Nemorino porta questa radio in scena, c'è già questa, l'accende e lì comincia la festa del paese, comincia questa riunione di persone che si riuniscono attorno a questa radio e cantano e si divertono e lì comincia tutta la storia, parte dalla radio, parte dal mezzo principe che c'era al tempo. Poi invece la seconda parte abbiamo la festa di questo ipotetico matrimonio, che poi non si farà naturalmente, che è c'è una stanza creata con delle strisce di coperte appese, praticamente una stanza a cielo aperto, però i muri di questa stanza sono creati da strisce di coperte. E questa idea, così si può dire, l'ho presa proprio dal mio paese. Nel mio paese, sono nato in Carnia, perciò nell'Alto Friuli vicino all'Austria, è una terra molto rigida, assomiglia molto alla Sardegna, devo dire, il Friuli, come gente dura, caparbia, forte, emigranti, siamo emigranti, perciò lo siamo per cultura emigranti, sia voi che noi, perciò qualcosa ci accomuna. E cosa facevano? Nei paesi dove non c'era la sala da ballo, allora spalavano la neve, appendevano queste coperte, facevano una stanza a cielo aperto, in un angolo accendevano un fuoco, ci mettevano un pentolone con una testa di bue a bollire, facevano il brodo insomma, no? Per scaldarsi, e lì ballavano con questi cappotti all'aperto, perciò col cielo stellato sopra le teste, e ballavano all'aperto perché comunque, non avendo una sala da ballo sufficientemente grande, se la creavano in mezzo alla neve. Naturalmente un gran freddo, però io mi sono immaginato, perché comunque dei gloriosi vecchi del mio paese mi hanno raccontato queste cose, mi sono immaginato queste figure e devo dire che provo una grande tenerezza e nello stesso tempo c'è anche una grande genialità. Allora il divertimento era una cosa importante, era come lo è. E quest'opera, speriamo, Elisir, di sì rara qualità, speriamo che sia, forse non perfetto, non di rara qualità, ma che sia quantomeno divertente, che è la cosa più importante. Poi questo deve divertire chi lo fa, certo. Deve divertire chi lo vede. Io personalmente ai luoghi, naturalmente. Ed è fatta anche per le scuole e secondo me è anche l'opera giusta poi, perché comunque è l'opera giusta per portare i bambini a teatro, anche perché se si comincia con delle opere un po' più pesanti li traumatizziamo. Nasce Morelli. Ecco. E invece Elisir potrebbe aprire la strada al mondo dell'opera magari di 1, 2, 3 persone. È già una grande conquista, poi se fossero di più meglio ancora, no? Però è l'opera giusta secondo me, sì. È l'opera giusta, anche la regia è molto fresca, molto divertente, gli artisti sono molto molto bravi, devo dire, veramente molto bravi, per cui c'è una vostra conterranea Elisabetta Scano che è veramente veramente una perla di questa terra. Specialista di questo, sì, anche di questo. Poi è una specialista di questi ruoli. Sì, sì. L'abbiamo lavorato molto bene assieme, avevamo già lavorato assieme.